Cari telespettatori, ben ritrovati con noi, con i nostri graditissimi ospiti che adesso vi presenterò, perché grazie alla loro presenza e alle specifiche competenze che ognuno riusciamo ad affrontare uno spaccato di problematiche che riguarda da vicino tutti quanti i cittadini del nostro Paese. Quindi pensionati, lavoratori, giovani, meno giovani, aziende, territorio, in diversi ambiti che poi vengono in qualche modo coinvolti dalle decisioni che saranno prese con l'approvazione della legge di bilancio. In modo particolare parliamo con lo SPI-CGIL che ha organizzato questo incontro particolarmente significativo, ma non c'è soltanto lo SPI-CGIL. Intanto lo SPI-CGIL è rappresentato da Massimo Cestaro, segretario dello SPI-CGIL del Veneto. Ben ritrovato. Grazie. Graditissimo ospite che ci darà che cosa non va nell'approvazione della legge di bilancio, per semplicizzare al massimo, per quel che riguarda i pensionati e quelle che sarebbero state le aspettative o che sono le aspettative, perché poi fino all'approvazione ultima niente è detto. Giacomo Vendrame, ben ritrovato, segretario organizzativo della CGIL del Veneto. Buongiorno. E a questo proposito CGIL insieme anche allo SPI-CGIL organizzano questa manifestazione nazionale Democrazia al Lavoro per sabato 25 ottobre a Roma, sì. A Roma, per cui ricordiamo che chi si volesse unire o partecipare, c'è ancora posto o non c'è posto? Certo, si deve rivolgere alle Camere Lavoro territoriali, le 7 Camere Lavoro del Veneto che stanno organizzando i trasporti sia in pullman che in treno per partecipare numerosi alla manifestazione. E ce ne sono 25. tanti, ho sentito, sì, assolutamente. Poi ben arrivato Pier Mario Fopp, responsabile regionale di Libera, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Libera è la rivista dello SPI-CGIL di cui spesso abbiamo parlato, dello SPI, no, scusi, no, Libera, ho sbagliato, no, perché mi ero messa in testa di parlare anche della rivista, vabbè, Libera è l'associazione che si occupa di mafie sul territorio, più volte ne abbiamo parlato perché ci sono i campi di Libera, c'è aperto ai giovani, c'è un confronto tra persone giovani e non giovani. Ma io volevo invitare tutti quanti coloro che ci ascoltano, e lo ribadisco perché ci avete scritto, invece a iscrivervi a Liberetà, ecco perché c'è stato il misunderstanding, a Liberetà, perché è una rivista molto interessante, tra l'altro parla di tutte le manifestazioni, analizza anche la situazione dei pro e contro della legge di bilancio, per cui è un'occasione importante, costa pochissimo, è molto utile e intrattiene, fa compagnia, ma non soltanto, quindi informazioni allo SPI-CGIL. Era una nota che mi sono tenuta in conto perché so che alcuni me l'hanno chiesta. E invece abbiamo il piacere di avere collegata, purtroppo solo collegata, anche se speravamo di potesse essere in presenza, Mara Rumiz, responsabile Emergency Venezia. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. E quindi ci racconterà anche alcuni aspetti molto interessanti che è bene affrontare insieme, ma non anticipo niente. Io vorrei intanto incominciare con lei, segretario. Questa manifestazione di cui forse non si parla tantissimissimo, perché è stata organizzata, come funziona e qual è lo scopo che vorreste ottenere? Noi vogliamo intanto sensibilizzare lavoratori, lavoratrici, pensionati e pensionate, tutti su una manovra di bilancio che reputiamo sbagliata da più punti di vista e poi entreremo nel merito. E quindi il primo obiettivo è questo, il secondo è chiaramente poterla modificare questa legge di bilancio, perché come si diceva sicuramente l'iter è passato e anche abbastanza avanzato, ma come sempre deve essere il Parlamento poi che approva la legge di bilancio e vorremmo avere spazio per poter avere delle modifiche sostanziali, soprattutto che rispondano alle esigenze di chi noi rappresentiamo. Le parti sociali sono state interpellate, quindi avete avuto modo di dire la vostra in qualche modo? Le parti sociali sono state interpellate, però come sta succedendo da parecchio tempo è più un passaggio di comunicazione e non di vero confronto e di condivisione delle misure, tant'è che gli spazi per riuscire in qualche modo a concordare qualcosa non ci sono stati e quindi è stato un prendere e lasciare, da qui il nostro giudizio negativo, complessivo sulla manovra di bilancio, anche perché ci sono delle cose che riteniamo davvero sbagliate da più punti di vista. Allora, dopo entriamo nello specifico perché bisogna poi capire cosa non vi va. Segretario, per quanto riguarda i pensionati che partecipano a questa manifestazione, anche ben numerosi. Assolutamente sì, perché naturalmente le questioni che attengono i pensionati non sono altra cosa rispetto alla mobilitazione, ai temi diciamo relativi alla mobilitazione più generale. Perché dalle questioni dell'occupazione, la questione del lavoro povero, fino al tema della fiscalità,
e il sistema di protezioni sociali sono tutti elementi che riguardano indifferentemente sia i lavoratori attivi e anche i pensionati. Lo abbiamo detto tante volte, se non c'è il lavoro e se il lavoro che c'è è anche povero, tutto il sistema di welfare che è legato al lavoro, quindi i contributi eccetera, determinano un impoverimento del sistema, di tutto il sistema previdenziale e assistenziale. Nello specifico noi pensionati abbiamo temi che poniamo da un sacco di tempo. In primo luogo avere un sistema diciamo, di adeguamento delle pensioni diciamo, all'effettivo costo della vita, perché spesso il governo decide autonomamente, mi verrebbe da dire arbitrariamente, l'indice col quale si rivalutano le pensioni di anno in Ma ci anno. saranno dei calcoli economici, c'è qualcosa? Spannometrici, tant'è vero che diciamo, c'è sempre uno scarto tra quello che noi non solamente noi, diciamo essere il costo del carrello della spesa e l'aumento delle pensioni, e c'è diciamo, uno scarto importante, soprattutto nell'ultimo biennio, dove c'è stata un'inflazione abbastanza alta, poi vediamo un po' di dati, l'incremento delle pensioni è stato significativamente inferiore rispetto all'aumento del costo della vita. Abbiamo alcune proposte in questo senso, almeno l'estensione dell'istituto della 14ª, che oggi riguarda una platea molto ristretta di pensionati, e pensiamo di estenderla. C'è il grandissimo tema della non autosufficienza, cioè ci sono famiglie e pensionati che spesso sono, ma lo dico senza, alla disperazione quando tu hai in casa una persona non autosufficiente, in termini di assistenza, in termini di costi. È stata fatta una norma di legge, diciamo, ma non è opportunamente finanziata. Quindi perché è il governo centrale che dovrebbe finanziare, prevedere un finanziamento, e poi la regione disporre per quanto riguarda il suo territorio. Però anche qua non ci sono i finanziamenti, e anche qua si ritorna al tema fiscale, cioè ormai lo sanno anche i muri che il fisco lo pagano i pensionati e i lavoratori dipendenti. Lo sanno, l'80 e passa per cento dei contributi al fisco derivano da pensionati e lavoratori dipendenti. E ancora di più dei pensionati, poi vediamo alcuni dati, perché l'incidenza fiscale sui pensionati che non hanno le detrazioni fiscali che hanno i lavoratori dipendenti, e che è giusto che i lavoratori dipendenti li abbiano, per essere chiari, però anche qua c'è uno scarto, cioè i pensionati in proporzione pagano più IRPEF dei lavoratori dipendenti. Se tu fai la gerarchia di chi paga più IRPEF in questo paese, prima ci sono i pensionati, poi i lavoratori dipendenti e poi il mondo del lavoro autonomo, con questa cosa della flat tax, che francamente io capisco che è fastidioso pagare le tasse, ecco, però come ho già detto qualche altra volta proprio in questa trasmissione, se io vado all'ospedale, adesso giustamente gli ospedali quando stai dentro un po' ti mandano 2 righe e ti dicono guarda che il tuo costo per la settimana di ospedale è stato, dico numero a caso, 10.000 euro, punto, che è bene che il cittadino sappia quant'è il costo del pubblico per la sanità, ecco. Quel costo vale per me e vale anche per chi ha la flat tax, cioè non è che se uno paga meno tasse quel costo è di meno, sempre 10.000 euro si paga, cioè il tema è questo qua. Allora io capisco che con l'imposizione fiscale che c'è è più carino se io pago qualche euro in meno di tasse, ma questa cosa non può andare avanti per sempre, cioè non puoi continuare a dire sempre che devi ridurre le tasse, perché poi il tema viene, e chi è che paga i servizi pubblici? Però di fatto siamo un paese dove la tassazione è altissima, i servizi non sono efficienti. Diamo un'occhiatina all'evasione fiscale. Diamo un'occhiatina all'evasione fiscale, perché se ci fosse una condizione nella quale
dico una banalità, ma qualche volta le banalità sono rivoluzionarie, se tutti pagassero tutto, pagheremo tutti quanti un po' meno. Questa è la cosa, insomma, e evidentemente ci sono i governi che nel corso degli anni si sono succeduti che hanno fatto l'occhiolino agli evasori fiscali, tra condoni e non condoni, e flat tax, eccetera, eccetera. I dati sono davanti agli occhi di tutti, le tasse le pagano i pensionati e i lavoratori dipendenti, punto, in percentuali altissime. Quindi insomma occorre fare un intervento sulla fiscalità che abbia l'elemento, diciamo, della certezza rispetto al versamento fiscale, e che quindi ci siano i quattrini per poter fare i servizi, dare risposte ai cittadini, sia ai lavoratori dipendenti sia ai pensionati. Questa è la grande sfida. Il tema fiscale, cioè il tema fiscale è quello che stabilisce il rapporto tra il cittadino e lo Stato. Cioè non è diciamo l'euro in più, cioè definisce il rapporto, diciamo, il rapporto di cittadinanza, e definisce la qualità del rapporto tra il cittadino e lo Stato. Ecco, è un problema molto complesso questo, chiedo anche il suo intervento, dopo andiamo ad ampliare ovviamente le tematiche, e abbiamo anche delle slide molto interessanti che vorrei che spiegaste anche ai nostri telespettatori, perché poi riassumono anche le vostre posizioni. Abbiamo anche l'altro tema che, a fronte di comunque una tassazione alta, della difficoltà di anche intraprendere un'attività imprenditoriale da parte dei giovani. Questo è un altro grande tema, perché i giovani preferiscono andare all'estero, lavorare per una multinazionale, piuttosto che seguire l'impresa del genitore, impresa artigiana, piccola, eccetera. Si stanno perdendo risorse nel nostro paese, veramente tantissime. Senza dubbio c'è un'evasione da parte anche di grossi, però tanti piccoli pagano e non riescono, con la tassazione della piccola impresa, dell'artigiano, del libero professionista, a sostenere il sistema. Non ce la fanno, chiudono. Parlavo l'altro giorno con un presidente di categoria che ha rappresentato per molto tempo i giovani, e ha detto: mancano i giovani imprenditori, cioè, c'è poco da fare, il figlio non intraprende l'attività del padre, l'azienda chiude e poi lascerà a casa questi lavoratori che ci sono, cioè si sta innescando un meccanismo non bello, voi lo sapete perfettamente. Sì, è un sistema però che più che perdere risorse le accumula sempre sui soliti noti, su sempre meno persone. Che hanno sempre più reddito, perché una percentuale però, altissima. Voglio dire, è una cosa nota su cui si può intervenire, tant'è che una delle proposte che noi facciamo proprio rispetto alla piazza del 25 ottobre è di inserire una parola che voglio dire è stata demonizzata, ma sarebbe un elemento di giustizia, che è una patrimoniale per i 500.000 contribuenti più ricchi che hanno un patrimonio superiore, adesso non mi ricordo la cifra, ma sopra i 500.000 euro, se non sbaglio, di patrimonio, che alla fine andrebbe a contribuire esattamente a quello che diceva anche Massimo, cioè a un sistema di welfare, cioè le 500.000 euro credo sono, che non è tanto di patrimonio. Adesso basta avere devo guardare le slide anch'io, una perché casa a Milano, credo che sia una casa normale sia di questo valore. No, 500.000 contribuenti per un patrimonio, okay. Ho confuso anch'io i numeri, sopra i 2 milioni, okay, i 2 milioni di euro di patrimonio. Sarebbe un'aliquota dell'1,3%, che vorrebbe dire recuperare fiscalmente 26 miliardi che possiamo mettere a sistema rispetto a tutte quelle cose che diceva Massimo, compreso il tema del welfare. Adesso la dico così, siamo una popolazione che invecchia, siamo sempre più, quindi certo, ragionare di welfare, ragionare in realtà anche del futuro del nostro paese da questo punto di vista, altrimenti anche lì scatta il meccanismo che chi si può si cura, chi può, la famiglia che può gestisce la persona anziana in un centro, quindi c'è un sistema un po' complicato. A maggior ragione rispetto a quello che diceva Massimo, c'è un doppio problema per quanto riguarda i lavoratori dipendenti e pensionati, che è quella parola che si chiama fiscal drag, in italiano drenaggio fiscale, che è un meccanismo perverso. Perché, vediamo un attimo la slide proprio dell'inflazione e drenaggio fiscale, salari, che ci aiuta a comprendere, quindi alla regia appena possibile la mettono in onda. Perché faccio un esempio sui lavoratori dipendenti, un reddito, ed è una delle slide che abbiamo, aumentano, è quella successiva, se non sbaglio, che forse è più interessante da questo punto di vista, sì. Un reddito del lavoratore dipendente aumenta per un aumento contrattuale da 28.000 euro circa a 31.000 euro circa. Ecco, vediamo la slide successiva, così possiamo spiegarla. Questo aumento sappiamo che non è stato sufficiente a recuperare già l'inflazione, quindi io se vado a fare la spesa già comunque mi compro meno cose di prima, ma se in più
La questione delle aliquote fiscali, in particolare gli scaglioni delle aliquote fiscali, rimangono fermi, c'è un meccanismo che a me con quell'aumento mi fa pagare più risorse. Ecco, spiega un attimo, perché ho dato per scontata una cosa. Perché le aliquote fiscali sono ferme, cioè se c'è uno scaglione a 15.000 euro, quei 15.000 euro rimangono fermi, ma io 15.000 euro per effetto dell'inflazione pago molte meno cose, tant'è o per l'aumento della perequazione delle pensioni o per l'aumento contrattuali le risorse aumentano. Il problema è che fiscalmente lo Stato ci guadagna da questa operazione, senza fare niente. Il calcolo che la CGIL fa è che questo meccanismo in un 3 anni ha fatto guadagnare ai bilanci dello Stato 25 miliardi, quindi già è vero quello che diceva Massimo, cioè che i pensionati e i lavoratori dipendenti pagano più risorse. In più per questo meccanismo lo Stato ha recuperato sempre da questi 25 miliardi. Noi non diciamo, voglio dire, basterebbe tra l'altro che gli scaglioni fossero indicizzati all'inflazione, è una cosa molto semplice ed è una delle proposte che chiediamo. Ma allora, siccome non è stato fatto in passato, quei 25 miliardi possono essere restituiti a queste persone attraverso interventi di welfare, attraverso delle agevolazioni fiscali per questi, e invece la direzione che si prende è tutta un'altra, perché anche quella proposta di ridurre del 2% uno scaglione vediamo infatti la slide delle aliquote. 35, in realtà per un reddito da 30.000 euro stiamo parlando di una mancia, meno di una mancia al mese. Quindi la rimodulazione delle aliquote IRPEF, che possiamo anche vedere adesso tra poco a video, non è secondo voi... Ma no, è una risposta del tutto insufficiente, perché intanto non recupera l'inflazione, non recupera il fiscal drag che ho appena spiegato, e per un reddito da 30.000 euro quella riduzione dal 35 al 33% vale 3 euro al mese. Vediamo di metterla in onda dalla regia. Non cambia nulla, non so come Eccola dire. Qua. È una mancia elettorale, si direbbe se fossimo in fase elettorale, per cercare di dire di aver fatto qualcosa a favore dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. Ma così non è. Perché bisogna metterlo nell'insieme delle cose che dicevo prima. È un beneficio assolutamente marginale, tant'è che anche le risorse messe dentro questa manovra per questa cosa sono pochissime, perché si parla di 2 miliardi, e quindi alla fine è assolutamente non fa recuperare nessuno delle risorse che questa platea di coloro che noi rappresentiamo, lavoratori e pensionati, in qualche modo hanno perso in questo periodo. Se si aggiunge che ormai siamo un sistema fiscale, lo diceva molto bene Massimo, del tutto iniquo, perché se noi prendiamo i 35.000 euro loro... Vediamo l'altra slide, infatti, dalla regia. Di un lavoratore dipendente, su quei 35 ne paga quasi 7.000, vedete meglio di me la slide, l'importo esatto di imposte, un pensionato ne paga quasi 8.500, mentre un autonomo in flat tax ne paga solo, scusate il termine, con tutto il rispetto di queste persone, ma ne paga 4.100 circa. E chi invece in qualche modo specula magari in borsa, ha una rendita finanziaria e dicendo, ne paga solo 4.400. Però secondo me è un po', lo dico perché poi alcuni ci hanno scritto, perché ne avevamo già parlato in trasmissione altre volte. Questo discorso della flat tax non riguarda, è come dire, tutte le partite IVA sono in flat tax, è una percentuale bassissima, è una percentuale di giovani, quindi andiamo a colpire i giovani che sono costretti a questa formula con un monomandatario, per cui in realtà dovrebbero essere lavoratori dipendenti e non guadagnano tanto, perché noi non una ce l'abbiamo flat tax, con quell'autonomo a cui è applicata la flat tax, noi ce l'abbiamo con chi fa queste norme che sono sbagliate, in realtà anche per l'autonomo, perché dopo che esce magari dalla flat tax da un periodo dicendo rischia di non stare in piedi. Il tema è che c'è la necessità di una riforma fiscale complessiva che vada a prendere le risorse dove ci sono e garantisca invece ai reddito medio-bassi, indipendentemente dalla forma con cui uno li guadagna, quei redditi medio-bassi, una progressività reale. Tra l'altro stiamo parlando di principi che sono scritti in Costituzione. In realtà oggi noi abbiamo un sistema che non solo è contrario a un principio di uguaglianza, ma non è nemmeno conforme a un principio di progressività dell'imposizione fiscale. La progressività, lo ricordo, chi ha di più deve contribuire di più, chi ha di meno deve contribuire di meno, che mi pare un principio di giustizia che infatti i nostri padri e madri costituenti hanno deciso di mettere in Costituzione proprio riguardo al sistema fiscale. Quindi noi non stiamo, come si diceva prima, le cose più semplici in questo momento rischiano di essere rivoluzionarie, però oggi siamo di fronte a un sistema fiscale, non so come dire, strabico, in cui c'è un 80% che paga il sistema del welfare pubblico e ci sono altri che non lo pagano. Che fa sorridere che da anni, da decenni che siamo in questa situazione, adesso stiamo arrivando un po'
a un momento in cui si bisogna tirare le righe perché il nostro potere d'acquisto si abbassa. Io passo subito la parola al segretario perché avrebbe alcune cose da dire anche significative, però noi abbiamo una pubblicità che incombe su di noi. E allora, qualche secondo di intervallo pubblicitario, restate qui perché ci sono altre cose molto interessanti che devono emergere con i nostri interlocutori e con gli altri che stanno attendendo l'intervento tra poco.